Squillano i telefoni, si accendano le lampadine. Benvenuti alla grande finale del quiz più difficile del mondo. Chi ne sa di più, meno sa. Qui con me il signor Pasquale, concorrente della serata, maestro. Un ritmo carico di suspense e di tromboni. Sigla! Se rispondi alla domanda, ti premiamo. Se sbagli la risposta, ci esaltiamo. Questo è il quiz della pazzia. Punti zero e tanta allegria. Allora Pasquale, concentrazione, prima domanda da 1 milione di fagioli. Senta bene, se un treno parte da Napoli alle 4 e un altro treno parte da Milano alle 6, perché lo zio del capostazione si chiama Luigi? Pasquale ci pensa, dice, perché gli piacciono i friarielli? Risposta esatta! Incredibile! Campione! La cultura stasera va alle stelle, le risposte sono tutte quante belle. Chissà la storia, chissà la geografia, noi invece studiamo la pura fantasia. Se rispondi alla domanda, ti premiamo. Se sbagli la risposta, ci esaltiamo. Questo è il quiz della pazzia. Punti zero e tanta allegria. Ma passiamo subito al raddoppio. Attenzione, la domanda di sbarramento musicale. Se la indovina vince una splendida bicicletta con le ruote quadrate per andare comodo in salita. Sentiamo l'orchestra che ci dà l'indizio con un assolo di clarinetto pazzo. Maestro, vada col quiz! La domanda è difficile e profonda. Il concorrente barcolla ma non affonda. Gira la ruota del grande tabellone e stasera siamo tutti in confusione. 1, 2, 3, la busta dov'è? 4, 5, 6, la busta A, la busta B. Ho i fatti miei. Fiati, scatenatevi! Pasquale ha scelto la busta C, sentite cosa c'è scritto. Quanti peli ha un gatto nero quando fuori piove e c'è vento di scirocco? Pasquale non esita, guarda la telecamera e dice: ha esattamente 4 peli in meno di un gatto bagnato. Ma questo è un genio, abbiamo il nuovo re della televisione. Nessuno ci capisce più niente, ma si diverte tutta la gente. La scienza ci guarda e ci saluta, mentre la logica ormai caduta. E ora, il momento del super premio finale. Il signor Pasquale vince l'aria condizionata per l'inverno e una splendida collezione di buchi nell'acqua fatti a mano da veri artigiani. Un applauso al nostro grandissimo vincitore! Chi vince i milioni, chi vince la gloria, noi siamo già passati alla storia. Balliamo lo swing con la mente leggera e il quiz finisce qui stasera. Se rispondi alla domanda, ti premiamo. Se sbagli la risposta, ci esaltiamo. Il tempo è scaduto, la musica è corta. Chi non ha capito resta fuori alla porta. Grazie a tutti per averci seguito. Il quiz finisce qui. I premi non verranno consegnati perché abbiamo perso l'indirizzo dello studio. Maestro, sfumare con allegria e grandi sorrisi. Ci vediamo alla prossima domanda. Ciao! Ciao!